Buonasera e ben ritrovati a Sette Sera. Concludiamo questa puntata svelandovi tantissime novità di una kermesse veramente attesissima, quella dell'Artigiano in Fiera, e ce ne parla questa sera il presidente di Gefi Spa, Antonio Intiglietta. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. Eccoci qua, allora siamo arrivati alla 17ª edizione di una kermesse che ormai è attesissima, non solo a Milano ma ormai in tutta Italia. E diciamo subito le date, quando finalmente potremo rincontrare l'artigianato? Da sabato 1 dicembre fino alla domenica 9 dicembre, tutti i giorni riapriamo la attesa Artigiani in Fiera, in tutti i giorni feriali, tutti i giorni scusate, festivi dalle 10 alle 22:30 e i giorni feriali soltanto il lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 15 fino alle 22:30. Giovedì invece, colpo di scena, apriremo la fiera come se fosse un giorno festivo, quindi dalle 10 alle 22:30, proprio per dare occasione ai tantissimi nostri appassionati di poter venire anche al mattino in fiera e poter visitare meglio, con maggior tranquillità, tutte le occasioni e le opportunità che in fiera loro conoscono. Certo, benissimo, sì, perché il tempo non basta mai, ve lo racconteremo questa sera, ci sono un'infinità di cose da scoprire, ma soprattutto tantissima qualità da vedere, da toccare, da acquistare, insomma si può incontrare veramente un pezzo della nostra realtà che altrimenti sarebbe difficile trovare. Allora, raccontiamo subito questa grande organizzazione, che ormai è un'organizzazione consolidata. Allora, troviamo Gefi e com'è composta, come si arriva a creare una fiera di questa entità così conosciuta? Il segreto della nostra fiera è semplice: mettere al centro dell'attenzione di tante persone che vengono a vederla l'uomo, la sua storia, la sua cultura attraverso il suo lavoro, no? Non è un caso che è la più grande fiera del mondo, in cui espongono più di 2900 artigiani di 110 paesi del mondo, quindi tutti i continenti che fanno parte del globo terrestre sono presenti in fiera. Tutta l'Italia, tutta l'Europa, moltissimi dei paesi asiatici sono presenti, anche con alcune originalità incredibili. Ci sono alcune zone della Cina che l'anno scorso sono venute in fiera per la prima volta nella loro storia dell'umanità, cioè non si sono mai spostati, non sanno neanche il cinese, sanno solo il dialetto del loro popolo. Una regione molto bella che si chiama Guangzhou, che quest'anno ritorna ancora in modo più forte, più efficace dell'anno passato, ma dicevamo tutta l'America, molta parte dell'Africa e parte dell'Oceania, quindi è l'unica fiera al mondo in cui percorrendola uno vede la tradizione, la cultura, gli odori, i sapori, la forma attraverso il quale l'uomo in qualsiasi parte della nostra terra cerca di creare qualcosa di bello e di buono da offrire agli altri. Certo, benissimo. Vi raccontiamo quindi un viaggio che si può fare veramente in poche ore, ma si può esplorare il mondo, cosa molto utile soprattutto in questo momento, dove viaggiare non è esattamente alla portata di tutti. Abbiamo detto che c'è quasi tutto il mondo rappresentato alla Fiera dell'Artigianato, addirittura c'è proprio una divisione per aree geografiche, lo parliamo d'Italia, di Europa e poi del resto del mondo. Vediamo quindi come la globalizzazione sia stata compiuta, però facciamo una specifica. Allora, tante volte si sente parlare di globalizzazione, si pensa all'omologazione, diventa tutto uguale. Allora le culture tante volte si appiattiscono, tante altre magari più piccole si arricchiscono, ma comunque poi si condivide quel sapere. Allora la globalizzazione all'Artigiano in Fiera non è di questo tipo, ma di che tipo è? È molto, molto acuta questa riflessione, perché la globalizzazione può essere lo stesso prodotto fatto in modo anonimo in tutte le parti del mondo, oppure può essere, giustamente come diceva, l'artigiano in fiera, cioè tutto il mondo può vedere la diversità, l'originalità che esiste in tutti i paesi del nostro globo terrestre. Quindi la cosa bella dell'artigiano in fiera è che proprio uno attraversa nella diversità la produzione della ceramica, quindi vede l'Italia, vede la tradizione e la cultura italiana, vedrà l'Europa, l'Italia la vede nei padiglioni 2, 4, 1 e 3 appena entrato, diciamo, dalla metropolitana o dal passante ferroviario, oppure vede l'Europa e si accorgerà che molta parte della tradizione europea è molto simile a quella italiana, perché tutta la cultura mediterranea,
tutto il Medioevo è stata una grande, formidabile occasione di incontro tra esperienze, culture, modalità anche con cui si lavora, la creta, piuttosto che la ceramica, piuttosto che la tessitura, piuttosto che l'enogastronomia. Ci sono molte similitudini anche sull'enogastronomia, ma poi tutto ad un tratto uno cambia padiglione, va negli extra Europa, vede tutti i paesi asiatici, i paesi africani, quindi i paesi del Sud America, i paesi americani, della tradizione americana, e vede che c'è tutt'altra cultura, tutt'altra forma di produzione, di lavoro, non meno bello, non meno intrigante, anzi. E poi uno va a vedere le cose nuove che ci sono in fiera, come coloro che hanno passione di manipolare con le loro manualità le forme, le materie e la passione creativa, è proprio questa libera iniziativa di tante persone che si ritrova insieme attorno alla passione della manualità e costruisce, oppure addirittura la cosa nuova della fiera, questo cheesecake che permetterà, questa grande manifestazione della torte, che permetterà di imparare a come si può costruire le torte in modo creativo e originale. Tra l'altro un evento che in questo caso viene dalle trasmissioni americane e viene riportato in Italia. Insomma, è un percorso attraverso appunto la forma del lavoro, che attraversa tutte le forme del lavoro, dall'arte, della tessitura, a quella della manipolazione della materia, fino all'enogastronomia. Certo, ecco, su questo soffermiamoci ancora un attimo. Allora, quando si parla di artigianato non si pensa di poter trovare anche tanti sapori uniti ai colori, invece sì, perché ci sono più di 50 esperienze di degustazione, giusto? Sì, ci sono 51 ristoranti della tradizione di tutto il mondo, si va dalla tradizione milanese fino ad arrivare a quella asiatica, quella cinese, e si attraversa tutta la cultura europea, tutta quella indiana, vietnamita e così via, a quella dell'America Latina, a quella dell'America del Nord, le famose bistecche americane e di bisonte, ma questo permette anche proprio di degustare, di assaggiare, ma introduce anche un altro grande tema della fiera. Insomma, la nostra fiera è una grande festa dell'uomo, della positività, e Dio sa solo quanto ne abbiamo bisogno, perché in questo clima così plumbeo, così negativo, così difficile e duro, poter anche trovare dei momenti in cui si vedono gli uomini che sono al lavoro, che costruiscono, che cercano in qualche modo di resistere davanti alla crisi e di dare un messaggio di positività, uno riprende anche un po' d'animo, e c'è bisogno anche di riprendere un po' d'animo, insomma, perché non si può partire dalla depressione, bisogna partire dal positivo, certo, per riprendere. Assolutamente sì, è un momento di trionfo, di lavoro e creatività, e questo è buono in questo momento, perché veramente siamo un po', non abbiamo neanche più tante speranze, soprattutto io mi rivolgo ai giovani. Può essere utile vedere un ambiente di questo tipo per capire che ce la si può fare, tante cose fatte con le proprie mani, con la propria cultura, possono poi pagare. Questo per esempio è un incontro che mette subito in relazione l'artigiano, chi fa, chi produce, e il compratore. Può essere veramente una chiave per risolvere la crisi, per evitare qualche passaggio in più. E vorrei stare proprio sull'attualità per gli ultimi minuti con lei. Allora, siamo in un momento difficile, ce lo siamo ripetuti tante volte, questa è una rassegna che dà una grossa mano al mondo del lavoro, ma le istituzioni come prendono questo momento di innovazione, di speranza che va avanti? Sono a fianco di voi? Avete invece avuto un rapporto contrastante per riuscire a riaffermare per la 17ª volta? Allora, innanzitutto il problema delle istituzioni è un problema di rapporto tra loro e le imprese locali, no? Perché le imprese locali chiedono che le istituzioni siano al loro fianco, non per sostituirsi al loro lavoro, al loro prodotto, anche al loro giusto rischio di impresa, ma per essere adeguatamente sostenuti in una competizione mondiale. È chiaro che ci sono molte istituzioni italiane, europee, in alcuni casi anche istituzioni diciamo dei paesi extraeuropei che sostengono la presenza degli artigiani, in cui non dimentichiamoci, gli artigiani chiudono la loro bottega per 10 giorni, 12 giorni, 15 giorni, dipende dalla lontananza, per venire da noi e per incontrare più di 3 milioni di visitatori. In altri casi invece i nostri artigiani vengono sulle loro spalle
tutto l'enorme impegno e costo che questo implica e spesso, come dire, confidano molto nella generosità, nella simpatia, nell'apertura d'animo dei nostri visitatori che possano sostenerli e confortarli nel loro lavoro. Quindi in verità in alcuni casi sono presenti, in alcuni casi sono magari più diffidenti. Certo, la presenza sul territorio dei nostri artigiani li costringe molto a tenerli in considerazione perché a differenza di tante spese inutili, in questo caso sostenere 40, 50, 20, 30, 80, 200 imprese e magari aiutarli a riqualificare, a qualificare il loro progetto, il loro stand, il loro percorso, la loro comunicazione o le loro spese è un effettivo aiuto alla microimpresa che poi è la spina dorsale dell'economia non solo italiana ma anche europea e di tanti altri paesi. Certo. Ecco, tante volte in questo periodo l'Italia ha un po' paura di mostrarsi al mondo perché in un periodo così difficile sono tante poi le cose che sono state dette sul nostro paese. Allora mi chiedo da lei che ha l'esperienza diretta di aver portato nel nostro paese il mondo intero, allora quali sono i paesi che più ci hanno creduto? Prima ci ha riportato l'esperienza di un paesino della Cina che non era mai uscito da casa sua, diciamo, qualcuno che invece è arrivato e non vedeva ora di un'altra edizione di questa Kermesse. Sì, sicuramente intanto sono i nostri italiani che sentono la nostra fiera come finalmente un riconoscimento pieno e totale della loro centralità. Non dimentichiamoci che noi italiani, ma anche tanti europei, riusciranno a vincere la sfida del mercato globale, come si diceva prima, proprio sulla bellezza, sulla dolcezza, sulla bontà di quello che noi facciamo. Noi vinceremo la partita della trasformazione dell'economia su questo livello, non certo sulla quantità. Ma sono tantissimi però i paesi che non vedono l'ora di tornare da noi, anzi tenete presente che l'85% dei nostri espositori è espositori da molti anni. Questo sta a significare che una stragrande maggioranza dei nostri espositori sono con noi veramente da tantissimo e ci tengono anche perché ormai questa è l'ultima e unica fondamentale manifestazione mondiale che è dedicata a loro. Bene, bene, benissimo, e soprattutto poi credono nel pubblico italiano, insomma, che c'è, che è Certo. attivo e va in tantissimi, insomma, siamo stati più di 3 milioni l'anno scorso, giusto? Sì. Benissimo, quest'anno raddoppiamo, raddoppiamo assolutamente il numero. Allora io vi ridò l'appuntamento con l'Artigiano in Fiera dall'1 al 9 dicembre. Presidente, per oggi il nostro tempo è finito, noi ci rivediamo con 7 sera, domani sera però io la rinviterei anche nel corso di questa settimana per dare altre novità, perché dobbiamo raccontare che ci sono tantissime aree tematiche, allora si parla di casa, ma si parla di mode, poi di nuovo di cake design, insomma tantissime cose. Torna a trovarci? Con piacere. Benissimo, Buonasera. allora grazie infinite, grazie anche a voi per averci seguito, l'appuntamento con 7 sera torna domani sera. Buona serata a tutti.